So semplicemente che sembra che siano spariti 3 milioni di euro di gioielli. Prendo atto di questo, la figuraccia ormai l'abbiamo fatta a livello internazionale, mi risulta che si sono caricati le valigie e siano andati via con gli altri gioielli. Così oggi il presidente del Veneto, per il colpo messo a segno nel cuore di Venezia, Palazzo Ducale in pieno giorno e mezzo a migliaia di persone, con i ladri che per rubare i gioielli in esposizione hanno semplicemente aperto la vetrinetta e se ne sono impossessati andandosene indisturbati. Oggi in procura a Venezia riunione operativa con gli agenti della Mobile e gli investigatori dello SCO di Roma. Dal fronte delle indagini sono ore delicate e quanto mai più convulse. Spero che le forze dell'ordine adesso garantiscano la giustizia questi malavitosi, perché comunque mi dà l'idea di essere stati molto efficienti nella loro professionalità, sì, così dei ladri veri. Un colpo a dir poco spettacolare, un colpo alla Lupin, hanno detto gli stessi investigatori, beffati sotto gli occhi di migliaia di turisti, con i ladri in fuga in mezzo alla folla di San Marco con i preziosi gioielli dello sceicco del Qatar.